con la collaborazione di Airbus, canale YouTube Graziano Tegas, la maglia ufficiale sponriver.biz. La quinta tappa del circuito Airbus si è svolta nel galoppatoio di Zinzighi a Sirido, teatro del trionfo di Salulesi Sterdau e Pasquale Salis, quinta accoppiata trionfale in questa stagione Airbus su altrettante prove. Il palio ha visto 12 cavalli iscritti, suddivisi in due batterie di qualificazione, nelle quali accedevano in finale i primi 4 classificati. Alla prima batteria hanno preso parte Ucla Giuseppe Piccinu, Tanca Torre de Riu, Sarulesi Sterdau Pasquale Salis, Spartana de Bonorva Marco Bitti, Zumba Sandro Gessa, Zeloide Lecro Giovanni Soggia. Batteria che ha visto protagonisti Spartana de Bonorva e Zumba, subito in prima linea sin dal via. In terza posizione seguiva Zeloide Lecro, la cui schiena era presa da Sarulesi Sterdau. I 4 citati accedono alla finale facilmente. La seconda batteria era composta da Tabar Riccardo Sulis, Oroc Giovanni Soggia, Unicamore Ireneo Cabiddu, Urbino Giuseppe Piccinu, Valoroso Pasquale Salis e Tidoc Simone Mereu. Il più veloce ad allontanarsi dal canapo è stato Tidoc, che guadagnava steccata e comando della corsa. Dietro di lui si lotta per gli altri 3 posti utili, con Unicamore che dalla seconda posizione viene rimontata da Oroc, Urbino e Tabar, che vanno in finale. Questa tradizione rispetta sta cultura, sia ad ogni cantone segnale buonaura, sapan della lugente, chi onoran questo scoros, in tutto è presente. Lo schieramento della finale vedeva al canapo Sarulesi Sterdau Pasquale Salis, Spartana de Bonorva Marco Bitti, Zumba Sandro Gessa, Tidoc Simone Mereu, Oroc Giovanni Soggia, Urbino Giuseppe Piccinu, Tabar Riccardo Sulis. Le indicazioni arrivate dalle 2 batterie lasciavano intuire che fosse un affare tra Tidoc e Spartana de Bonorva, sia per la facilità con cui si sono qualificate sia per il loro storico. Tesi che arreto per più di metà corsa, con i 2 contendenti a giocarsi il palio, insidiati sin dalle prime battute da un Oroc in progresso. Tutto ciò veniva smentito nell'ultimo parziale dalla sorprendente rimonta di Sarulesi Sterdau e Pasquale Salis, che sopravvanzano con un altro passo i 2 di testa, staccando in maniera autoritaria nel tratto finale, con Salis a frusta al cielo sul traguardo. Tidoc è riuscito a conservare la piazza d'onore davanti a Spartana de Bonorva e Oroc. Una vittoria convincente per il figlio di Bellino e Arpaia, interpretato efficacemente da Pasquale Salis. Al termine del palio abbiamo sentito il fantino Salis, l'allenatore Gianmarco Pola e il signor Francesco Vilia, proprietario allevatore di Sarulesi Sterdau. Pasquale, finalmente ce l'abbiamo fatta a intervistare. Senti, bella corsa in batteria, avevi già capito che vincevi? Sì, sono venuto per montarlo. Ciao Gianmarco. Contentissimo di montarlo, è andata bene così. Senti, hai fatto il volo esterno dall'altra parte, sei passato tutto all'esterno. Non ho voluto trovare intoppi, andavo di più degli altri e non ho voluto rischiare niente. Senti, era rientro, ha vinto. Sì, bene, molto bene. Complimenti anche a te. Grazie. Benissimo, grazie. Almeno più 10 mi vincere. Gianmarco, 2 parole. Airbus, la prima esperienza, la prima vittoria. Airbus sì, avevo già vinto qualcosa con i Puri, con gli anglo arabi mari. Senti, il cavallo ce l'hai da tanto? No, da poco era in Toscana, è venuto giù per fare qualche palietto qui d'estate. Come l'hai visto? L'avevo già avuto un paio d'anni fa. Sì, quando era 3 anni. Ma non me l'aspettavo un po' che corresse bene perché lui è molto portato a queste piste un po' tecniche. E infatti ha vinto? Sì, ha vinto diciamo in un bello stile, dai. Quindi ora anche Airbus ti sei dato. Complimenti, Fa quel che si può, grazie blu. Allora, prima vittoria in Airbus? No, la seconda, avevo vinto nel 2017, mi sa, ad Ottana. Sempre Sarulesi Sterdau. Senti, ha fatto un po' di provincia questo cavallo su in Toscana, ora è qua di nuovo in Sardegna. È rientrato e penso che è rientrato bene. Sì, dai. Ve l'aspettavate? Ma ci aspettavamo che corresse bene, un piattato, ma non di vincere così. Anche perché ha vinto bene battendo 2 cavalli comunque come Tido che Spartana de Bonorva. Sì, ha vinto bene, dai. Era un po' di tempo che non lo vedevamo girare con i cavalli che ci sono qua in Sardegna, quindi non c'era un riferimento giusto, diciamo, però dai. Meglio di così non poteva andare. No, Complimenti a voi e in bocca al lupo per il futuro. Yeah.
Se ti piace quello che faccio, contribuisci anche tu acquistando la maglia del blog spunriver.biz, il blog che tratta l'ippica sarda a 360 gradi.